Si è scatenato il panico tra i cittadini che hanno iniziato ad urlare "ha un coltello", cioè un uomo con il coltello, allertando gli agenti della polizia locale Alto Vicentino impiegati nel presidio fisso notturno. Il tutto è successo sabato a Schio dopo l'una di notte, quando le persone in fuga hanno indicato agli agenti un uomo che le stava inseguendo. Dopo una breve colluttazione in cui uno degli agenti ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni, le forze dell'ordine hanno bloccato il 38enne in evidente stato di alterazione psicofisica, con in mano un coltello, con una lama da 12 cm, con un'impugnatura modificata per migliorare la presa. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Schio, con gli agenti che lo hanno immobilizzato a fatica, permettendo al personale sanitario di sedarlo e portarlo in ospedale. Nel corso dell'intervento è stata anche usata dagli agenti la bodycam in dotazione, che ha permesso la completa documentazione dei fatti. Agenti che sono intervenuti immediatamente, presenti dal mese di novembre, con un presidio fisso nel centro storico nel fine settimana, allo scopo di contenere gli eventuali eccessi della movida. La presenza della polizia locale, che veramente c'è da ringraziare per la disponibilità del servizio notturno, riesce a garantire la forma di deterrenza, quindi impaurire chi vuole eventualmente commettere qualcosa, e poi il pronto intervento in caso se ne rendesse necessario, come è successo purtroppo l'altra sera. L'uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di coltello, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza in luogo pubblico.